contraria a questo statuto. Qual è una delle cose centrali, delle richieste centrali del nuovo statuto? Il nuovo statuto di Catalogna chiede centralmente che venga attuato in Catalogna un istituto che è previsto invece per i Paesi Baschi e la Navarra, cioè quello che si chiama il concordato economico, professore. Che cos'è il concordato economico? I catalani, quando si discusse la Costituzione del 1977, non capirono che cos'era questo, lo riportarono semplicemente ad un istituto tradizionale della storia navarra. Che cos'è questo concordato? Il concordato dice che sostanzialmente tutte le imposte che vengono riscosse in una regione che ha una sua consistenza, una sua realtà storica, altro, vanno attribuite totalmente alla regione. E se il gettito di queste imposte è superiore alla media di quello che è il gettito nazionale, la regione versa allo Stato un plus, ma se il gettito di queste fosse inferiore, lo Stato gli darà una compensazione per portarlo a livello delle altre regioni. Questo è un istituto importantissimo per due motivi, perché è l'istituto che ha consentito alle province basche di avere il massimo sviluppo nella Spagna. Le province basche sono la regione della Spagna che in questo momento sono leader, hanno uno sviluppo superiore allo sviluppo medio europeo. Questa è la situazione. Seconda cosa, dice il professore, questo istituto è importantissimo per due motivi. Prima cosa, perché alimenta il senso di responsabilità nella classe politica locale. La classe politica locale sa che deve gestire dei fondi e li deve spendere bene, perché sta spendendo i fondi dei propri cittadini, non sta spendendo fondi che gli arrivano come aiuti esterni e che quindi può anche sprecare. E in questo si forma una coscienza politica e responsabile della classe politica. Seconda cosa, è molto importante perché induce le persone della regione a investire nella regione per procurare reddito alla regione. Quindi c'è un rapporto diretto fra i cittadini e la classe politica e un aumento della responsabilità della classe politica. Il risultato è stato enorme, lo Stato spagnolo ha cercato di eliminare questo istituto, fra l'altro c'è stato un ricorso, dopo l'ingresso della Spagna nell'Unione Europea, c'è stato un ricorso all'Unione Europea, in quanto si viene a creare una specificità a livello fiscale all'interno della nazione spagnola. I Paesi Baschi hanno affrontato questo problema di fronte alla Corte internazionale, l'hanno vinto, hanno avuto una sentenza favorevole, però ora si sta ridiscutendo questo problema del concerto economico. Questo problema del concerto economico potrebbe essere un esempio importante da seguire per la Sicilia, potrebbe essere una logica, perché a questo punto ci possono essere delle specificità fiscali all'interno di questo che è l'impianto europeo. Ovviamente questo nella relazione del professor Monreal è illustrato in maniera magistrale, è specificato in maniera puntuale ed è riportato alla storia della Navarra. Il ricordo che la Navarra è un regno e Bianca di Navarra ha avuto un ruolo anche nelle vicende siciliane, oltre che nelle vicende europee, quindi c'è tutto un mondo importante e che l'università, che è l'Università di Navarra, penso che tutti sappiano che l'Università di Pamplona è un'università di grande rilievo. La Pamplona ha due università, quella dell'Opus Dei, una delle più importanti soprattutto per la facoltà di medicina, e questa statale. Ecco, questo è in sintesi. Io se il Magnifico mi permette, visto che è Presidente, un aneddoto vorrei raccontare in questa sede, che non è bello, ma si lega strettamente a quello che dicevano il collega Ferlazio Natale e quello che diceva il collega Russo. L'anno passato, mi pare, grazie a un'iniziativa, a un accordo che l'Università aveva stilato il professore Tomasello con l'onorevole D'Alia, di collaborazione fra la Facoltà di Scienze Politiche e la Camera dei Deputati, un gruppo di studenti nostri è andato alla Camera dei Deputati e incontrando il Presidente della Commissione degli Affari Costituzionali, l'onorevole Violanti. E l'onorevole Violanti in quell'occasione ci disse una cosa che non ci fece grande piacere, cioè disse si è discusso la legge proprio sul federalismo fiscale. Questa legge ha un'importanza enorme per la Sicilia. Abbiamo invitato 5 volte i deputati regionali e i rappresentanti della regione siciliana per venire a discutere questa legge, i contenuti di questa legge, non sono mai venuti.
Questa è la realtà, io non ho tanta fiducia nel futuro e capisco perché nel passato abbiamo perso delle cose. Dico, l'occasione, c'erano 40 studenti dell'Università di Messina presente in quell'occasione, l'onorevole D'Alia che propiziò questo incontro e anche questa riflessione. Grazie. Ma io che sono ottimista dico